Allora, stasera siamo molto onorati di avere con noi Mario Guerrini. Allora, tutti quanti più o meno conosciamo la sua carriera, scrittore, giornalista, è stato un grande giornalista della RAI. Ora, allora, qui deve parlare di Anonima Sequestri, perché è stato un profondo ricercatore appunto del fenomeno dei sequestri, del banditismo sardo, eccetera. Però nelle sue vesti di giornalista e di telecronista occupa un posto particolare nel cuore dei sardi oltre Tirreno, perché negli anni 70 è stato un grande telecronista delle partite del Cagliari dello Scudetto, e tutti quanti aspettavano la domenica sportiva per seguire appunto tutte le cronache di Mario Guerrini appunto sulla storia di Gigi Riva, di Manlio Stupigno, ecco. Allora, la mia famiglia era emigrata, parte della mia famiglia ancora è emigrata, e quando ho detto che c'era Mario Guerrini con noi, proprio insomma, è stata una cosa bella, ecco. Niente, buona conferenza. Grazie. E forza Cagliari sempre. E forza Cagliari sempre. Ah no! Infatti, il sindaco, aspettavo. Scusate. Do solamente un semplice saluto e vi ringrazio per la vostra presenza. In questa giornata un po' particolare, dove si festeggiano tante cose, io l'ho iniziata così ricordando che il 4 di novembre del 1918 era la giornata di armistizio, di pace. Quindi questo lo voglio sottolineare in tutta la giornata, anche in questa occasione dove parliamo di Anonima Sequestri, ma parliamo anche di un periodo che è successivo a quello, cioè che non esiste più, perché io mi ricordo che se andavo fuori anche da ragazzina, ma vedete in continente, ma i bambini dove sono? Quindi questa era un po' la veste con cui ci descrivevano e con cui ci hanno etichettato, e lei me lo insegna sicuramente. Ringrazio tutti, ringrazio voi proprio della vostra presenza, è un onore, grazie. Grazie. Sì. Ho cercato di boicottare un atto. Allora, quando si parla di banditismo e quando si parla anche di quello che è stato scritto sul banditismo al di fuori del banditismo storico, che i cui testi di riferimento sono i vari libri di Enrico Costa, Samuele Stocchino, Salvatore Toru, oppure Giulio Vecchi, Cacciagrossa. Per un'analisi invece attenta di quello che è stato il banditismo, il secondo banditismo, quello intendiamo a partire dai primi anni 60, quindi dopo l'epoca di Peppino Pez, non si può non partire da questo testo. Questo è stato il testo per gran lunga, per gran tempo, ancora oggi più venduto riguardo al banditismo di quell'epoca. Anonima Sequestri esce nel 1968 per Nuova Sardegna 70. 1970, io ero ragazzino. Io ricordo, almeno nelle schede bibliografiche c'è scritto 68. Però, 68, sì. No, è 69. 68-69, cioè editoriale stampa 69, però l'edizione sono bibliotecario, purtroppo questa cosa, però è 69. No, ma c'è comunque poi si può per Nuova Sardegna si chiamava l'editore, che era Nuova Sardegna si chiamava
adesso ahimè, che era un editore romano, non era neanche Sardo. sì, sardo, però aveva sede a Roma l'editore. No, a Milano. A Milano, sì. E comunque troviamo Milano, Nuova Sardegna, Non mi hai Milano. indovinato. No, tu mi hai detto 70, però ti posso assicurare che 68 con stampa 69. E viene reeditato meritoriamente quest'anno dall'Iskra quindi anche nel territorio, dall'Iskra di Chirazza, e qui presente lo ringraziamo, l'editore Maglio Manca, per quest'opera, per questa anche operazione meritoria, perché mancava dalle librerie. Coraggiosa E meritoria perché mancava dalle librerie da tantissimo tempo. È interessante perché voi vedrete la mostra che c'è poi al novenario sotto, e qua c'è scritto: Orune, il paese di Campana, il latitante sul quale prendono ancora 10 milioni di taglia, e c'è la taglia giù di Campana con 10 milioni, quindi potrete vedere anche questi documenti. Questo libro esce nel 68. Ecco Mario, la genesi e il perché questo libro esce, ed esce proprio. grazie. Io preferisco sempre farmi vedere da tutti, quindi mi sono alzato, sollevato dalla sedia. No, era acceso. Acceso? Pronto? Sì. Io per il loro bene ho invitato a farmi vedere. No. Intanto c'è da fare una piccola premessa. Io lavoravo nella sede RAI di Cagliari e ho avuto la fortuna di essere l'unico radiocronista, ma all'epoca si era in pochi in redazione, sono i primi anni 60. C'era un radiocronista ed era Vittorio Stagno, che era zio di Tito Stagno, l'uomo della Luna, del famoso collegamento. Io lavoravo nella sede di Cagliari, mi occupavo di tutto, perché allora era così, dallo sport alla cronaca, all'attualità, qualunque notizia. Ho avuto professionalmente la fortuna di avere nel mio percorso professionale 2 eventi che in qualche modo hanno segnato la storia della Sardegna, cioè le imprese calcistiche del Cagliari, con Riva e tutta, e come ha detto la signora Maglio, Scopigno, grandissimo personaggio, vi garantisco, e poi il banditismo. 2 eventi che io ho seguito in prima persona, in maniera diretta, perché il calcio lo seguivo dallo stadio Amsicora, ma i fenomeni di banditismo andavo a seguirli nel Morese, inizialmente, perché poi il fenomeno si è espresso in tutta l'isola e addirittura in gran parte delle regioni italiane. Quando io andavo a fare i miei reportage, i miei servizi in Barbagia, incontravo pastori, carabinieri, poliziotti, la popolazione, gli abitanti dei comuni che erano soggetti a questo fenomeno praticamente tutto l'anno, perché il sequestro non è soltanto il momento del rapimento e della liberazione, quindi era tutto un travaglio di polizia, carabinieri, di episodi dolorosi. Allora io ho accumulato un enorme patrimonio di informazioni, di notizie, che nei miei resoconti giornalieri alla radio o in televisione non avevo possibilità di esprimere, perché il tempo era ridotto. Pensate che un servizio radiofonico durava 1 minuto. Quando era un servizio lungo, da Roma mi dicevano: va bene, fai 1 minuto e 20, che sono praticamente
18 righe, anzi meno anche, perché non si deve andare troppo veloci alla radio, perché sennò la gente non capisce. E allora, data l'enormità delle informazioni, delle notizie che avevo, mi domandavo in che modo potevo portarle a conoscenza del pubblico. E così che pensai alla redazione di un libro, a scrivere un libro. Mi mancava l'editore, ma conobbi a Cagliari casualmente Iser Fois, che era un editore che viveva a Milano, e ci siamo incontrati, aveva una rivista a Milano, mi disse: ah, perché non mi fa qualche articolo per la rivista? E io gli dissi: guarda, io invece ho l'idea di un libro. Rimasi un po' così, non era molto, e mi disse, stava partendo per Milano, mi mandi 10-15 pagine. E io, che lavoravo intensamente in Rai, la notte mi sono messo a casa e ho cominciato a scrivere. Ho scritto 10-12 pagine messe in una busta raccomandata a Milano. Dopo una settimana, 10 giorni, ricevo una telefonata da Iser che mi disse: il libro è bellissimo, vada avanti che usciamo a Natale. Sto parlando della fine di settembre, quindi avevo i tempi stretti. Io ero galvanizzato e così è nato l'Anonima Sequestri. In questo testo ho verificato la notizia, siamo a 69, meno male, altrimenti mi licenziano da tutte le biblioteche del regno. Questo è un libro molto importante, ecco, è un libro che parla appunto di quello che viene chiamato da alcuni studiosi, quali ad esempio Marongiu, il business dei sequestri, ovvero si incomincia a partire da metà anni 60 e ci si deve dimenticare di quello che era il banditismo sociale, ovvero il banditismo dell'Ottocento, il banditismo dei banditi della battaglia di Morgogliai. È un altro banditismo, un banditismo che ha anche connessioni con situazioni politiche, con situazioni anche di altra delinquenza, soprattutto nella latitanza, mettiamo la latitanza di Mesina a Milano, e quindi anche con connessioni con altre situazioni delinquenziali. Ecco, tu come descrivi questa situazione? Ecco, questo libro esce abbiamo detto nel 69, e tu parli del banditismo che arriva a Cagliari, che mettono, diciamo, utilizzando il titolo un bellissimo film di Francesco Rosi, le mani sulla città. Esatto. Io ricordo che questo fenomeno che ha messo in ginocchio la Sardegna in quegli anni, perché sono stati anni terribili, dove la sicurezza non era più garantita, e non era più garantita persino a Cagliari, perché all'inizio il fenomeno dei sequestri di persona era visto fuori della Barbagia come un fatto determinante solo per le popolazioni della Barbagia. Succede nel Nuorese, sì, brutta cosa, ma affari loro. Poi invece un bel giorno ci si è svegliati e ci si è resi conto che il fenomeno del banditismo praticamente investiva tutta la Sardegna. E il primo episodio drammatico a Cagliari fu quello di Gianni Picciau, che era il rappresentante della Mercedes a Cagliari, personaggio che io ho conosciuto personalmente. Era, diciamo, un guascone,
molto esuberante, eccetera. E lui era cacciatore, aveva avuto rapporti con il Nuorese proprio per la caccia, a tal punto che, abitando in una villa in Viale Marconi, non so se avete presente, all'uscita di Cagliari, la villa sulla quale poi è sorta la televisione videolina, lui stava lì, aveva bisogno di un guardiano e aveva preso un guardiano di Orgoso. Un bel giorno si fa per dire, anzi era di notte, mi arriva una telefonata, mi pare fossero le 2 del mattino. Dice: c'è stato un tentato sequestro a Cagliari. Non è possibile. Sì, è possibile, in Viale Marconi e la vittima è stata uccisa. Cos'era successo? Questa banda si fece l'agguato a Gianni Picciau mentre rientrava a casa e stava aprendo il cancello della villa per entrare con la sua macchina. Si sono avvicinati, Gianni Picciau ha reagito e il fuorilegge lo ha praticamente freddato con una fucilata da distanza ravvicinata. E nel libro io pubblico, cosa che non ha fatto nessuno, perché quella fotografia l'ho avuta, oggi lo posso dire, da un dirigente del nucleo di polizia criminale e scientifica della questura di Cagliari, e si vede Gianni Picciau steso sul terreno senza vita. Quel sequestro spaventò tutta la Sardegna. Io mi occupo in questo libro della banda Mesina che ebbe, e fu questo un atto rivoluzionario, uso questo termine improprio per il banditismo, che aveva una banda con legami anche nelle città, perché il fenomeno dei sequestri, che è un fenomeno antico, il fenomeno dei sequestri di persona affonda le sue radici proprio nei secoli in Sardegna. Solitamente erano bandi di grassatori che rapivano il possidente del paese e lì finiva tutto. Invece in quegli anni 60 a metà ci fu la cosiddetta industrializzazione del sequestro di persona. Perché? Come mai? Perché i banditi che provenivano dall'area agropastorale, soprattutto della Barbagia, avevano capito, e non ci voleva molto, che il sequestro era un reato particolarmente produttivo. Con un nucleo di 7, 8, 10 persone si poteva facilmente sequestrare una persona. Perché facilmente? Perché quando tendevano l'agguato con i mitra e con le solitamente con i mitra e con le pistole, la vittima non aveva scampo, era costretta a seguire i fuorilegge. In un'ora erano già in campagna, nelle impervie campagne del Nuorese, e quindi da lì scattava la trattativa per il riscatto. In 1 o 2 mesi si riusciva ad avere appunto la cifra dell'estorsione, che era notevole perché rapivano i principali possidenti della Sardegna. Quindi i fuorilegge si resero conto che in 2 mesi la loro vita col provento del sequestro cambiava radicalmente, accumulando una somma a quei tempi incredibile, che soltanto a volte le rapine stradali potevano assicurare, ma le rapine stradali erano molto pericolose, tant'è vero che nel dopoguerra ci fu proprio una lunga
teoria di agguati con carabinieri uccisi semplicemente per portare via il denaro che loro custodivano durante il trasferimento con le camionette. E quindi queste bande di sequestratori fiorirono un po' dappertutto, anche perché nell'ambiente della malavita la voce si era sparsa, tutti capivano in 2 mesi chi aveva perso il bestiame, il gregge, chi aveva avuto problemi già con la giustizia e doveva pagare gli avvocati, chi aveva problemi in famiglia e quindi doveva sostenere i figli o qualcosa di questo genere. L'unico modo era il sequestro di persona, l'unico modo delinquenziale, perché in 2 o 3 mesi ti assicurava una cifra in contanti, denaro, come se andassero in banca e riscuotessero centinaia e centinaia di milioni tutti in un colpo. E così nacque quella che, come dicevo prima, è stata chiamata l'industrializzazione del sequestro di persona. Molto interessante. Adesso quando si parla di industrializzazione del sequestro di persona si può parlare di testi, di numeri, e ci sono i numeri, citando un libro molto importante per chi volesse poi approfondire, allo stesso titolo di questo, che è però scritto da un ex funzionario della polizia, Luigi Casalunga, Anonima Sequestri, edito Maestrale 1960-2007, i sequestri sino al sequestro Pinna. Tenete conto che dal sequestro Melis al sequestro Pinna non c'è un sequestro, quindi ci potremmo fermare già a fine 90, sono 237. Si parla di una media di oltre 20 sequestri all'anno, quindi un numero che se uno non ci vio, quando di solito faccio la guida alla mostra che vedrete poi giù al novenario, chi non l'ha ancora vista, dico: quanti sono secondo voi sequestri? Con la fantasia qualcuno arriva a 90, 100, invece in quegli anni si supera di gran lunga il numero dei 200, e quindi si parla di industrializzazione. Il sequestro di persona di fatto senza il latitante non sarebbe esistito, perché serviva una persona che era praticamente scomparsa, che potesse. Ecco, tu in tutta questa tua carriera, anche da giornalista, hai avuto a che fare con dei latitanti, hanno visto in te un riferimento? Se sì, non ci eravamo messi d'accordo, No, ma stavo controllando. Certo. Ecco, perché poi ci sono 2 testi, uno certo, è questo del 68, poi torni agli anni 90, questo recente, questo prima GIA editrice e poi altro editore. Esatto. Allora, intanto i numeri. In tutta Italia sono state sequestrate in quell'epoca lì più di 700 persone. 700 persone, i numeri che ha detto Solo Sardegna. Solo in Sardegna. Sì, sì. 80 ostaggi non sono mai più, 80, uno più, uno meno, non sono più tornati a casa. Il montepremi, dico così per capire, per i banditi fu di 350 miliardi di lire. Pensate che la cifra stanziata all'epoca, subito dopo gli ultimi anni 60, per il famoso piano di rinascita, fu di 400 miliardi di lire, che sembrava una cifra enorme, pazzesca. Bene, con i sequestri quella stessa cifra più o meno realizzarono i fuorilegge. Quello che oggi non si percepisce è la tragedia che la Sardegna ha vissuto in quegli anni.
Una tragedia che è costata non solo lutti, dolore per molte famiglie, per tantissime famiglie, ma che è costata sul piano finanziario, economico e sociale all'isola tantissimo. I danni non si possono calcolare, ma pensate, le industrie hanno cominciato a ridurre la produzione perché gli industriali capivano che la presenza in Sardegna era a rischio, la loro presenza. L'economia ha sofferto in tutti i settori. Sul piano sociale, le popolazioni della Barbagia, che sono state le prime vittime di questo fenomeno, vivevano una situazione catastrofica nei rapporti, nella loro quotidianità. E questo tipo di realtà si è trasmessa poi a tutta la regione. Io, andando in giro per la Barbagia, ho avuto diverse disavventure, dalle quali per fortuna, come vedete, sono uscito sempre bene. Un tentato omicidio, perché quello era, per esempio, e poi l'incontro con alcuni fuorilegge. Il primo fu un fuorilegge di Orgosolo che era ricercato proprio per i sequestri di persona. Ricordo che una sera ero a Orgosolo con un gruppo di amici, giravamo per Bettole, come si usa in questi paesi, d'inverno, le 6, le 7 di sera, buio, pochissima gente per strada, e a un certo punto con questo gruppo di persone, che poi erano anche aumentate perché camminando incrociavano, scusate, delle persone, chiede chi è quello? E quello è Guerrini, il giornalista. All'epoca ero molto popolare perché c'era la radio e la televisione, quindi e allora il gruppo si era ingrossato. A un certo punto, mentre eravamo fermi nel corso principale, si avvicinano due giovanotti, si misero uno da una parte e uno dall'altra. Signor Mario, sì, e mi presero con le mani per le braccia. Sono rimasto un attimo così. Dovrebbe venire con noi. La cosa mi sorprese perché c'erano tanti testimoni e infatti io guardai gli amici, come dire, che sta succedendo, e ho visto volti sereni, anzi un paio di soldi. Vai tranquillo. Questi mi hanno preso, mi hanno portato nei vicoli di Orgosolo, mi hanno fatto entrare in una casa e lì ho incontrato questa persona che appena mi ha visto. Ah, signor Mario, piacere, piacere. Io preferisco non fare il nome perché io l'ho fatto Ausellus, il nome di questo latitante, e dalla famiglia, questo, ho avuto una richiesta di evitare di fare il suo nome e quindi per rispetto giustamente non lo faccio più. Comunque, e mi raccontò un po' le sue vicende, ma una chiacchierata in tutto di 20-30 minuti, e alla fine mi disse: ah, io la stimo molto, insomma mi fece un po' di complimenti, perché tra l'altro io per i latitanti ero un personaggio, perché io ero quello che raccontava le loro avventure, le loro imprese, e mi disse: lei mi deve fare una cortesia, signor Mario. E io adesso ero davanti a un latitante, quindi non si scherzava, e mi dica:
Guardi, io ho bisogno di un'informazione. In pratica voleva sapere se la procura di Cagliari lo stava ricercando anche per un certo sequestro. E dice: solo lei me lo può dire con sicurezza, perché neanche il mio avvocato ha un'informazione di questo genere. Ho detto: va bene, vedo cosa posso fare. E poi gli dissi: ma una volta che lo so. La cosa bella fu questa: non si preoccupi, lei cerchi di sapere, al resto ci penso io. Per me era un punto interrogativo, non capivo. Ci siamo salutati, mi ha abbracciato e me ne sono andato e sono tornato dagli amici che mi aspettavano. Qualche tempo dopo, diciamo 20 giorni, 30, adesso non ricordo esattamente, mi chiama in Rai, mentre ero in redazione, Lucere. Signor Mario, viene Lucere, dice: signor Mario, c'è una persona che vuole parlare con lei. Era abbastanza normale che si ricevesse il pubblico. Benissimo, sono andato all'ingresso e c'era questo giovane. Diceva: ciao Mario, il nome lo posso dire, non il cognome, sono Bastiano, sono un tuo collega, era un giornalista anche lui, pubblicista, morese. Senti, possiamo andare a prendere un caffè? Avevo capito subito che era una cosa riservata, e infatti siamo andati al bar e mi disse: mi manda il latitante. E allora, sai, vuol sapere com'è andata, se hai saputo qualcosa. E io ho detto: guarda, ho saputo esattamente come stanno le cose e ricercato anche per quel sequestro di persona. Ah, bene, ti ringrazio, adesso lo dico bene, lo dico, ma guarda, lo cercano anche per quel sequestro di persona, perché all'epoca il codice di procedura penale era diverso, per cui si teneva segreto, non c'erano avvisi di garanzia, figuriamoci, e quindi gli diedi questa informazione. Ah, va bene, ti ringrazio, mi fece il nome del bandito, dice: ti ringrazia tanto, e se hai bisogno di qualcosa, di qualunque cosa, non esitare a chiamarmi. Vabbè, non avevo bisogno di nulla, ovviamente, però questo era il segnale che mi era stato dato. Poi questo collega è venuto altre volte anche a trovarmi. Ecco, questo è stato il primo contatto. Concludo su questa parentesi. Quel bandito, dopo un paio di mesi, fu ucciso in un conflitto a fuoco dai carabinieri. Il secondo episodio, che questi due episodi non sono raccontati nell'anonima sequestri, sono raccontati nel libro successivo Banditismo. Il secondo, io mi trovavo, il secondo episodio, a Nuoro, dove soggiornavo spesso, all'Hotel Jolly. A un certo punto un cameriere, io ero lì per seguire il giro ciclistico di Sardegna, quindi era un evento sportivo. Ero rientrato dopo la fine della telecronaca e nella hall si avvicina questo cameriere e dice: signor Mario, così, senta, c'è una persona che vuole incontrarla, le dispiace? Ho detto: no, fammelo conoscere. Pensavo fosse, diciamo, senza presunzione, un ammiratore, uno sportivo, un curioso. Dice: va bene, fammelo conoscere. No, dovrebbe seguirmi. Ho capito, vabbè, andiamo. E mi portò nei sotterranei dell'Hotel Jolly, perché il Jolly aveva sotto un sottopiano con parecchie stanze, parecchi ambienti. E io ho detto: ma questo da chi mi sta portando e dove mi sta portando?
mi fa entrare in una piccola stanza e lì c'era un signorotto, tacchiato, basso, volto sorridente, robicondo, e il cameriere disse: io vi lascio, arrivederci. E quindi mi ha lasciato solo con quest'uomo che era ben piantato, e questo mi disse, mi guardò negli occhi sorridendo, come per tranquillizzarmi: ma signor Mario, lei sa chi sono io? Ha detto: no, mi dispiace, sono Nino Cherchi. Nino Cherchi era uno dei più famosi banditi dell'epoca di Orone, ricercato per sequestri e tanto altro. E io di lui non avevo certamente parlato bene in quel libro, l'Anonima Sequestri. Anche se ne avessi scritto uno dopo Esatto. La storia di Olbia, Esatto. non potevi scriverne bene. Allora lui mi disse, a quel punto la sua espressione cambiò, divenne scuro il volto e mi disse con l'indice puntato: lei ha scritto di me tante cose che non doveva scrivere. Ero senza parole. Queste cose non si devono fare. Quello che lei ha scritto mi ha provocato dolore a me e alla mia famiglia, un dolore che rimane. E mi parlò dell'episodio cruciale. Lui fu fermato in auto quando era ancora latitante, eccetera, all'uscita da Urune, era su una macchina con il fratello Peppino Cherchi di Orune, un altro personaggio che vi raccomando. La polizia li ferma, pioveva, Nino Cherchi è uscito dall'auto e si è messo subito a correre per sottrarsi alla cattura. I poliziotti spararono e uno rimase ucciso. La polizia raccontò che c'era stato un conflitto, invece anni dopo venne fuori che quel poliziotto era stato ucciso dal fuoco amico, cioè da un collega della vittima. E dice: quindi lei a me mi ha addossato un omicidio che io non ho commesso, ma guardi, questo è quello che la polizia ha detto e io mica mi potevo inventare un'altra soluzione di quel conflitto. Certamente non potevo parlare con lei. Insomma, questa chiacchierata è andata avanti per una mezz'oretta, sempre questo con domande. Alla fine mi guardò e tornò sorridente: bene, signor Mario, io la perdono e da questo momento lei è amico mio, anzi, lei è mio fratello. Mi diede la mano e anche lì un abbraccio. E poi lui se ne andò per le strade sue e io per le strade mie. Ma volle il numero di telefono e ogni tanto mi telefonava. E il rapporto in certi momenti è stato anche difficile, perché chiedeva favori e con tono perentorio, quindi infatti a un certo punto ho interrotto. Nino Cherchi ogni volta che mi chiamava mi diceva: fratello Mario, sempre fratello Mario, e ogni volta che chiudeva la telefonata anche lui mi diceva: se hai bisogno di me fammelo sapere. Sì, questo è uno dei tanti episodi che sicuramente nella tua carriera da giornalista che hai avuto a che fare con banditismo hai trovato, ma c'è sicuramente sia in questo libro che nell'altro un bandito che è citatissimo,
che è appunto Graziano Mesina, con cui tu hai avuto a che fare prima e dopo, durante i tuoi processi, in cui tu ti sei trovato anche ancora dopo in un evento molto particolare, anche molto doloroso per la nostra recente storia, che è stato anche il sequestro Farooq. Ecco, il tuo rapporto con Mesina a partire appunto dagli anni 60 fino agli ultimi tempi. Allora, qua c'è una mezz'oretta, eh? No, sarò rapido. No, ma proprio scherzare. Allora, successe questo. Io pubblico il mio libro, che esce alla fine del 69-70, all'inizio del 70. In quell'anno, nel 1970, ci fu a Cagliari il processo all'Anonima Sequestri, in cui era coinvolto Mesina, Pallore, l'avvocato Piras, Gavino Piras e tutta un'altra serie di personaggi che appartenevano non solo alla malavita barbaricina ma anche alla malavita urbana. Era un processo clamoroso, anche perché c'era Graziano Mesina che era nel pieno splendore criminale e io seguivo quel processo. C'era con me Alberto Pinna che era l'inviato del Corriere della Sera per la Sardegna e in un'udienza del processo gli imputati erano in gabbia. Alberto Pinna mi disse: Mario, vieni che ci avviciniamo da Graziano. Quindi ci siamo avvicinati da Graziano e Alberto Pinna disse a Graziano: ma lo riconosci questo? Io ero molto giovane, potete capire, 1970. Graziano mi guardò: no, questo è Mario Guerrini. Come pronunciò il mio nome, Alberto Pinna, vidi l'espressione di Graziano Mesina diventare ostile, serrò le sue mascelle. Ma è lei veramente? E io dissi sì. E allora anche lui con l'indice: lei ha scritto su di me queste cose, questa fu la minaccia, si pagano. E va bene, lì è finita, perché poi l'udienza era sospesa per pochi minuti. E Mesina mi aveva querelato attraverso il suo avvocato Giannino Guisa famoso, a Milano. Qualche tempo dopo, il processo durò 5-6 mesi, io fui interrogato in aula come testimone perché avevano mandato il libro in carcere, erano stati gli avvocati, era stato sequestrato il libro, messo agli atti, e allora il presidente della Corte mi aveva voluto citare come testimone per sapere, per conoscere alcuni particolari che avevo raccontato nel libro. E quando andai in udienza, e non era facile perché io sapevo che mi avrebbero arrestato, non avevo scampo. Perché il presidente della Corte, su sollecitazione di tutti gli avvocati della difesa, erano una trentina di avvocati, era un'aula affollatissima, il presidente voleva conoscere da me le mie fonti di informazione, chi le aveva dato certe notizie. Io gli dissi: le mie fonti di informazione non le posso dare, anche perché la legge sull'ordine dei giornalisti ci tutela per il segreto professionale. E ricordo sempre le parole del presidente della Corte, il giudice B, un grandissimo personaggio, mi disse, un uomo molto pesante come interrogatore, e lui mi disse: le lezioni di diritto ce le darà quando gliele chiederemo. Quindi io sono diventato piccolo.
in quella sedia. Insomma, per farla breve, a un certo punto lui, il secondo giorno del mio interrogatorio, quindi in quel processo io sono stato protagonista per 2 sedute, 2 udienze. Il secondo giorno mi disse: se lei non mi dà i nomi delle sue fonti di informazione, la mando a buon cammino, il carcere di Cagliari. E sospese l'udienza. Chiamò 2 carabinieri, il signor Guerrini da questo momento è sotto custodia cautelare. E quindi questi 2 carabinieri si sono messi al mio fianco e io ero in stato d'arresto, di fermo. Si sospende l'udienza, gli avvocati escono, eccetera, e dopo pochi secondi, mezzo minuto, si avvicina un tenente dei carabinieri che io conoscevo benissimo. Dottor Guerrini, lei vuole andare al bagno, vero? Siccome ero anche sveglio quando ero giovane, capivo, sì, vorrei andare al bagno, che c'era qualcosa. Mi segua, e il tenente fece, forse era anche il capitano, non me lo ricordo, comunque fece un segno ai 2 carabinieri, ci penso io, come dire, e io ho seguito lui. Mi ha portato fuori dall'aula e fuori c'era l'avvocato Mariano De Logu, che è stato anche sindaco di Cagliari, che era un penalista. Eravamo amici con Mariano. Mariano mi disse: Mario, non ti rovinare. Mi portò in una stanza, anche lui, dove abbiamo avuto questo scambio veloce, rapido di impressioni, di battute. Mi disse: non ti rovinare, perché ti arrestano. C'è lo sciopero, non l'ho detto, di 1 settimana dei giornali, nessuno sa del tuo arresto, quando escono di nuovo i giornali tu sei bello dimenticato. Va bene, ma io non posso dare le mie fonti di informazione perché come giornalista avrei finito. Va bene, allora aspetta un attimo, chiama il capitano dei carabinieri, che era rimasto fuori, e dice: porti il dottor Guerrini dal procuratore. E mi portò, pensate cosa sono questi intrighi di palazzo, mi portò dal procuratore generale, che io conoscevo. E lei, dottor Guerrini, ma lei ha detto queste cose, bisogna che si sappia da chi provengono queste informazioni. E io gli spiegai: guardi, se dico chi sono le mie fonti nessuno mi dirà più nulla. Beh, questo è vero, e allora vediamo di trovare una soluzione. Lei potrebbe dire che questi particolari erano frutto della sua fantasia. Ho detto: no, ma quello è un reportage, è un libro di cronaca, quindi non è un libro di fantasia, non è un romanzo. E allora fui io stesso a indicargli la soluzione. Guardi, perché il problema era che io citavo una persona che era in contatto con la banda, che era di Cagliari, che non era mai stato identificato dalla polizia. Io lo conoscevo benissimo, personalmente. E nel libro ne facevo anche ne faccio in questo, l'anonimo sequestro, una descrizione ben precisa, dicendo che aveva una Spider rossa. A quell'epoca ce n'erano poche a Cagliari. Allora gli dici: guardi, io, siccome tra quelle cose sulle quali si era soffermato il presidente della Corte, una di quelle importanti era questa, io dissi: guardi, procuratore, io posso dire che l'episodio e la persona sono veri, che la descrizione della persona però l'ho arricchita con alcuni dettagli di fantasia. Lui ci pensò un attimo: va bene, dica così. E io sono uscito scortato dal capitano e sono tornato in aula. Mentre tornavo in aula, la procura sta al 5° piano del Tribunale di Cagliari, mentre scendevo saliva il presidente della Corte, che andava dal procuratore, chiamato dal procuratore, il quale gli avrà detto:
verosimilmente, guarda, Guerrini dirà questo e finisce lì. E infatti io poi sono andato in aula, ho dato quella versione e il presidente, che era molto risentito perché aveva capito che io stavo raccontando bugie, perché ne avevo dette di tutti i colori per evitare di dire le mie fonti di informazione, e allora mi disse: lei si accomodi, non lasci la cinta daziaria della città senza la mia autorizzazione finché il processo non è terminato. Quindi era un cane bastonato. Lì finì. Però al termine di quell'udienza si avvicinò l'avvocato di Graziano Mesina, uno dei tanti avvocati, che era Canessa, Mario Canessa, che stava a Cagliari, e mi disse: ah, dottore, guardi, Mesina si è molto divertito a sentire i suoi racconti e ha detto che non ha più nulla con lei e che quindi toglie anche la querela, peraltro che era stata archiviata dalla Procura di Milano. Concludo con Mesina, quindi i rapporti sono diventati buoni e ci siamo sentiti. A un certo punto sequestrano Farouk Hassan, il bambino, figlio di una famiglia belga in Costa Smeralda. Questo sequestro durava già da parecchi mesi, l'opinione pubblica era costernata per questo episodio, c'era un'ondata di emozione in tutta Europa, in tutto il mondo, perché ne parlavano del sequestro di questo bambino al quale avevano tagliato un lembo dell'orecchio, persino i giornali americani. Allora Mesina era stato, che era al confino ad Asti, era stato liberato per andare a Orgosolo e trattare coi fuorilegge per la liberazione del bandito. La RAI voleva avere la primizia sulla liberazione perché era in conflitto con Canale 5 e chiamarono me per fare questa operazione. Io sono andato di notte 3-4 volte da Graziano Mesina. Mesina mantenne l'impegno e in effetti ci avvisò immediatamente, subito dopo la liberazione di Farouk Hassan, tant'è che noi come TV e io in prima persona entrammo in diretta nelle case degli italiani alle 22:12 di quel giorno e demmo la notizia che il bambino era stato liberato. Grazie. Continuiamo un po'. Allora, vorrei fare un'ultima domanda per poi lasciare lo spazio anche agli ascoltatori, se vogliamo fare giustamente. Alla fine, diciamo, utilizzo un termine non molto accademico, ma alla fine della fiera, cioè dopo questi due testi, dopo il fatto che il fenomeno dei sequestri è in gran parte finito, ormai con la mancanza dei latitanti le attività delinquenziali sono spostate più sui furgoni blindati che sul sequestro di persone. Ecco, qual è stato, in base alla tua esperienza, se tu dovessi fare un resoconto, ecco, questo resoconto di che cosa parlerebbe? Parlerebbe di famiglie distrutte, parlerebbe di una situazione economica in Sardegna distrutta, e che cosa ha lasciato quel fenomeno ancora oggi? Anche perché ogni tanto si vede qualcuno di questi elementi puoi spuntare, dico anche da poco in altre inchieste, ecco. Guardate, il mio pensiero va alle famiglie delle vittime dei sequestri di persona. Questo è uno scandalo ed è una vergogna della Sardegna, perché oggi, come ben sappiamo, si celebrano i banditi, questi fuorilegge che hanno creato questa catastrofe sociale in Sardegna, oggi sono tornati alla ribalta. Quelli che escono dalle carceri escono e scrivono libri
sulla durezza del sistema carcerario italiano. Altri vengono invitati alle rassegne, come ci è capitato recentemente. L'ho invitato io poi. Esatto. Quindi sono io il colpevole. A Serramanda. Su alcune cose non la pensiamo nello stesso modo, ma è bello quello. Nessuno si ricorda degli ostaggi, del dramma degli ostaggi e delle loro famiglie. Vedete, i fuorilegge, una volta espiata la condanna, che è un fatto che riguarda lo Stato come giustizia, come sistema giudiziario, e il condannato. 30 anni, benissimo, 30 anni di galera. Finita la galera, tu sei a posto per lo Stato, nel senso che hai espiato la tua colpa. Ma questo è un errore grossolano, è un inganno. Le famiglie e gli ostaggi sono stati condannati all'ergastolo del dolore, come dico io, perché i protagonisti in negativo di quelle situazioni sono stati segnati per tutta la loro esistenza, e c'è chi è morto proprio per la durezza di quella dramma che hanno sopportato sulla loro pelle nelle mani dei banditi. E io vi dico, in questo secondo libro e sulla mia rubrica che ho giornalistica su Facebook, che si intitola Il mio osservatorio, mi sono scagliato duramente contro questi fuorilegge che si presentano al pubblico come delle star. E infatti con Annino Mele io ho un dialogo a distanza di un certo tipo che potete ben immaginare, perché io ho detto ad Annino Mele, che ha scritto appunto i libri sul sistema carcerario italiano, lamentandosi, che lui dovrebbe, prima di lamentarsi, ricordarsi quali erano le prigioni in cui lui faceva vivere le vittime dei suoi sequestri, vittime innocenti che non gli avevano fatto nulla. Quindi gli ho detto: si deve vergognare ad Annino Mele. Mi ha sfidato a un dibattito, ho detto di sì, non ho nessun problema. Questa gente è tornata alla ribalta, mentre nessuno ricorda le famiglie. E io ho lanciato l'idea, e lo dico anche adesso: dobbiamo fare in tante realtà della Sardegna, piccoli e grandi comuni, dove è possibile, un ricordo destinato a questa gente qui. Ci sono madri di famiglia che non sono tornate a casa. Voi di questa zona lo sapete bene, perché Vanna Licheri, che fu rapita a pochi chilometri da qui, non è mai più tornata a casa. Allora io faccio un appello, ancora oggi. Facciamo un monumento dove è possibile, oppure anche una semplice taglia in memoria di queste famiglie e di queste vittime di questa grande sciagura della Sardegna. Grazie. Chi volesse fare delle domande, noi siamo disponibili, Mario è disponibile sicuramente a rispondere. Sì. Prima nel suo intervento parlava di carabinieri anche uccisi, dei conflitti a fuoco, eccetera. Una prima curiosità. Ha accennato che i carabinieri trasportavano i soldi. Sì. A me mi risulta che, a me lo ricordo, che erano nel pullman e i carabinieri facevano la scorta. Sì, esatto. Esatto, esatto. No. Però attenzione, non è solo così, quello che ho detto io è esatto, cioè i carabinieri a quell'epoca
proprio perché non c'era altra possibilità, venivano usati per trasportare le paghe degli operai delle varie industrie e aziende. Cioè casi eccezionali, perché di norma andavano di No, scorta no, al pullman, oppure no, era più No, certo, no. I pullman venivano scortati in certe situazioni, Sì. ma era una semplice scorta per i fuorilegge non c'era motivo di fermare il pullman se non per rapinare i passeggeri, e non rapinavano i passeggeri proprio perché c'erano i carabinieri. Gli assalti alle camionette venivano fatti proprio perché trasportavano ingenti somme di denaro che solo i carabinieri potevano fare. Parliamo degli anni immediati del dopoguerra, 46, 47, 48, capito? C'è stato, adesso la mia memoria potete ben capire, non è quella di un tempo, per fortuna dico, perché ho vissuto parecchio. In un agguato uccisero 4 o 5 carabinieri semplicemente per portare via il bottino, spiego. Invece i pullman erano scortati quando c'erano situazioni di pericolo. La seconda domanda, basta. Lei è di Cagliari? Sì. Ha avuto contatti con quelli del Nuorese e della Barbagia, giusto? Sì. C'è stato in qualche momento che non capiva bene cosa diceva il suo interlocutore quando parlava in sardo, o lei parla il sardo in un certo modo? Allora, c'è stata qualche incongruenza, qualche malinteso? No, guardi, allora io sono figlio di un calciatore professionista, mio padre si chiamava Ilio, era livornese e fu acquistato dal Cagliari 1927, pensate voi. Mia madre era romana, era figlia di un commerciante di bilance, perché all'epoca le bilance andavano molto, e noi eravamo 4 figli e siamo tutti nati a Cagliari. Io sono il più sardo dei 4 figli. Io mi sento veramente sardo, ma proprio nella radice del mio essere. Io sono un sardista senza essere del Zdaz, perché per carità, soprattutto quello di oggi. Io amo questa terra in una maniera viscerale, come tutti noi sardi. Questa è la verità. Quando dialogava con certe persone, allora, le potevano parlare di un sardo ristretto, scusi, ha ragione, ho perso il filo, mi perdoni e perdonate. Allora, io conosco il campidanese, ma lo conosco bene. Devo questione commenti fustetti volevi questionare sul dialetto dei noi, non d'uscire. Allora, ma con questi banditi non si parlava in dialetto, parlavamo in italiano. Guardi, parlavano benissimo. Io che incontravo i pastori rimanevo, e lo dicevo sempre, meravigliato dalla chiarezza delle espressioni dei pastori. Se lei provi a parlare, ancora oggi credo sia così, quei pastori si esprimono benissimo, hanno una saggezza che per noi cittadini è perduta. Loro fanno delle similitudini e sono straordinari per esemplificare i loro discorsi, sono eccezionali e comunque parlano l'italiano perfettamente. Grazie. Qualche altra domanda? Sì? Non è una domanda, volevo portare
Posso? Sì, non più di 2 minuti e 27 secondi. Da scherzo. Tante cose. Sì, sì. E quindi Ardauli fortunatamente non è stato toccato da questo fenomeno, se non marginalmente. Prego. Una bambina è stata portata qui, c'è morta. Non ho ancora concluso. Ripeto, non è stato toccato da questo fenomeno, se non appunto marginalmente. Il primo da quanto diceva appunto la dottoressa Cucchi, Dai. e riguardava appunto la bambina di Bono che era stata sequestrata quando stavano andando alla festa di San Costantino, e quindi si dice che sia stata proprio nella casa che poi hanno acquistato i genitori. E in secondo luogo il Campana in un certo periodo, a quanto pare, soggiornò in alcuni anfratti del nostro territorio, e fu riconosciuto da delle persone che l'avevano incontrato. In terzo luogo abbiamo avuto dei testimoni per quanto riguardava il sequestro Ragas, erano dei pastori che avevano le loro pecore in aria di Ardauli al confine con Sorradile, e per il quale appunto alcuni abitanti di quel paese furono incriminati per questo sequestro. Mi ha ricordato una mia utente, perché la signora Banalichieri, io in quel periodo lavoravo tutto alla Basanta ed ero tra le aziende in cui andavo, quindi c'era anche quella della signora Banalichieri, purtroppo, che era una donna molto forte di carattere, eccetera, molto probabilmente ha riconosciuto qualcuno dei suoi, perché lei si avvaleva di servi pastori che provenivano appunto da alcune parti della Sardegna, e quindi molto probabilmente lei ha riconosciuto qualcuno di loro, per questo sicuramente non ha fatto ritorno a casa. Grazie a lei. Grazie per la testimonianza. Qualche altra... Ma posso io? Sì. Visto che tu prima hai parlato di, c'è stato un certo momento negli anni 60, metà degli anni 60, negli anni 70, dove il banditismo in qualche modo si evolve, no? E si parla a un certo punto di collegamenti con le Brigate Rosse, quindi la nascita Diana Bassa. Sì, esatto. C'è un personaggio che a un certo punto irrompe nella scena sarda, che è Gian Giacomo Feltrinelli, no? Sì. Che dice che della Sardegna avrebbe voluto fare quella che era la Cuba del Mediterraneo, e individua, almeno questo si dice, quello che voglio capire. È nelle carte. Sì, è nelle carte, parlamentari del 97. Individua Graziano Mesina come quello che può essere il potenziale leader di questa evoluzione. Ecco, capire se tu puoi dirci qualcosa in più rispetto a quello che magari abbiamo letto, e se è del tutto vero, ecco, quello che abbiamo letto. Allora, vero, è verissimo. Feltrinelli aveva quest'idea, era riuscito a contattare Mesina, ma Mesina aveva respinto questa ipotesi. È un po' quello che era successo in Sicilia col bandito Salvatore Giuliano. Anche lì si era cercato di metterlo a capo di un movimento indipendentista, diciamo, ma anche Giuliano. Questi sono personaggi che, se li togli da un certo tipo di meccanismo, di sistema e di logiche sociali, non funzionano. Loro ne hanno coscienza, e infatti anche Mesina rifiutò. E tra l'altro le indagini su questa vicenda Feltrinelli-Mesina le fece un capitano dei servizi segreti, Massimo Pugliese, che io ho avuto il piacere, diciamo così, di conoscere. Piacere. No, perché poi lui è rimasto invischiato in tutti i esatto, grossi ma come italiani. tutti
i protagonisti dei servizi certo. segreti. Io l'ho conosciuto, era un personaggio sfuggente, cioè non creava rapporti, eccetera, però io ero un giornalista all'epoca in ascesa, quindi aveva interesse nei miei confronti, però non mi ha mai chiesto nulla. Abbiamo avuto 1 o 2 incontri. Una volta mi ha contattato e ci siamo incontrati, un'altra volta l'ho incontrato casualmente con altre persone e fu lui a fare queste indagini e poi, come ha ricordato Giuseppe, fu il protagonista di un sacco di vicende torbide, diciamo. Piazza Fontana, Pugliese c'è tutti i grossi misteri della Esatto, storia italiana, ecco, quindi, compreso quello dell'anonima sequestri, fino ad arrivare insomma altre situazioni. Qualche altra domanda? Va bene. Va bene, io ringrazio davvero, ringrazio Mario Guerrini, ringrazio un po' tutti voi, ringrazio anche chi fa servizi importanti come il libraio Oggi di Ghilarza che è venuto, e quindi chi vorrà approfondire la conoscenza del libro di Mario potrà anche acquistarlo. Quindi ringrazio per il servizio che ha fatto oggi. Voglio aggiungere una cosa: con Mario insomma c'è un rapporto ormai di amicizia, si può dire, e molte cose non le vediamo nello stesso modo. Quello sul far parlare Caino, cioè sul far parlare chi ha sequestrato, chi ha comunque esaudito